150 anni di storia dell'unità italiana, un secolo e mezzo di modificazioni dell'identità nazionale. È una storia lunga, complessa, fatta di passioni, lotte, ideali, cambiamenti, rovesciamenti. È la storia del nostro immaginario, del nostro senso di appartenenza e di cittadinanza. Gli italiani hanno varcato soglie culturali, politiche e sociali che hanno trasformato il paese e continueranno a farlo. Per raccontare questo lungo, faticoso cammino abbiamo scelto l'arte. L'arte ci dice cosa siamo stati, cosa siamo e cosa saremo. L'arte ci racconta la nostra storia, la nostra identità. In questa puntata, un secolo e mezzo di opere e di artisti italiani ci aiutano a capire come gli italiani hanno sentito l'amore, vissuto il corpo, scoperto, occultato e riscoperto il sesso. Nel 1861, quando l'Italia si unisce, la cultura è una questione d'élite, impregnata di romanticismo, la corrente intellettuale che pervade il nostro paese. Durante il Risorgimento e fin verso la fine dell'Ottocento, amore in Italia significa un'aspirazione ideale e politica. Amore e donna significano patria. Oggi nessuno si sognerebbe di dipingere un ragazzo ed una ragazza che si baciano appassionatamente per raccontare un ideale patriottico. L'arte è sempre un'espressione di erotismo, un posizionamento dell'artista nei confronti del mondo. Prima sempre solo attraverso lo sguardo, quindi una sorta di voyeurismo creativo. E direi che è emblematico proprio per questo. Dentro l'Unità d'Italia citare il bacio di Hayez, dove i due corpi si toccano, dove il bacio è il segno di una passione espressa, non sottintesa. Ecco l'arte laica che assume costumi non libertini ma liberi. L'opera, simbolo del romanticismo italiano e del Risorgimento, è un quadro di grande modernità, dove gli ideali politici e culturali si traducono nella forza del linguaggio del corpo. Un uomo bacia la sua donna, ha un coltello alla cinta, il piede sullo scalino, sta per scappare o per partire. È di certo un eroe che combatte per la libertà e che quindi ama. Alle spalle dei due un arco con delle ombre. È da lì che può arrivare il pericolo, il nemico. I volti dei protagonisti si intravedono appena. L'attenzione si concentra sui loro corpi, sull'incontro tra le labbra dei due giovani amanti, sull'intensità del loro bacio. È l'immagine dell'abbraccio, simbolico e fisico, tra due nazioni che si trovano a combattere, fuse come in un sol corpo, unite da uno stesso ideale, da un bacio profondo. Il Regno di Sardegna e la Francia di Luigi Napoleone III, alleate contro l'Austria. Nell'Italia di fine Ottocento, dove tutto è lontananza amorosa, tutto è poesia. La donna impalpabile, idealizzata, simbolica. Sono gli anni del mito dell'amor sensibile, l'amore senza carne. Gli artisti e le loro opere ci raccontano questo sentimento tutto italiano. Ma raccontano anche una donna nuova, più concreta, passionale. Proprio in questi anni, infatti, nell'arte il corpo umano diventa più sensuale, la donna meno timida, meno discreta. Questi primi indizi preannunciano un cambiamento radicale che nel corso del Novecento sarà sempre più evidente. Il germe di un'idea di amore languido e passionale si trova nelle scelte antiaccademiche della Scapigliatura Lombarda, movimento di poeti, pittori e scultori che prende il nome dal romanzo La Scapigliatura del 6 febbraio del 1862 di Cleto Arredi.
Nella Milano post-unitaria, questi artisti insofferenti verso la tradizione, le convenzioni sociali, le regole morali, scelgono di assumere uno stile di vita antiborghese. Caratteristica dell'arte scapigliata è il tratto non finito, la restituzione di visioni nebbiose che risentono delle contemporanee sperimentazioni fotografiche. Tranquillo e Cremona insiste su temi ricchi di implicazioni emotive, rende con intensità abbracci e baci che presagiscono l'introduzione di un concetto moderno di amore ed una nuova consapevolezza del corpo. La dimensione dell'amore come abbandono, perdizione, annullamento fino alla morte serpeggia e attraversa gran parte della produzione letteraria e pittorica della fine dell'Ottocento. Cominciano a comparire sul finire del secolo figure inquietanti con riferimento alla tradizione pittorica rinascimentale, personaggi in veste di Salomè, di Giuditta o ancora di Cleopatra, immagini femminili ambivalenti, fascinatrici da una parte ma portatrici di morte dall'altra. Anche Medardo Rosso è vicino alla scapigliatura. Appartiene ad una frangia democratica che si interessa a temi politici e sociali. La sua scultura non finita e instabile nei contorni si rivela molto adatta a rendere il senso della precarietà sociale di una Milano in piena trasformazione. Medardo Rosso rivoluziona l'approccio all'idea di corpo in scultura. Ne rompe i canoni tradizionali. Utilizza materiali plastici duttili come la cera che gli permettono di sfaldare i contorni delle sue figure. Volti di orfani, di vecchi, di gente comune straordinariamente moderni. Nel 1882 viene espulso dall'Accademia di Brera per aver richiesto, in segno di protesta contro i metodi dell'insegnamento tradizionale, l'adozione di modelli viventi nello studio dell'anatomia, al posto dei manichini allora in uso. C'è un altro artista italiano che mette al centro della sua opera il corpo, alla ricerca di una sessualità libera e moderna. È Amedeo Modigliani, nato a Livorno nel 1884, personalità unica, non catalogabile in nessuna delle avanguardie a lui contemporanee. Fin da ragazzo sviluppa una predilezione per il tema del nudo. Non ancora diciottenne, viaggia per l'Italia e sceglie i suoi soggetti in bordelli ed osterie. Nel 1906 si trasferisce a Parigi, dove rimane fino alla morte, nel 1920. È Leopold Zborowski, giovane collezionista e gallerista, a dare una svolta definitiva all'arte e al mercato di Amedeo Modigliani. Organizza per lui, il 3 dicembre del 1917, una mostra personale dove Modigliani presenta circa 30 opere. All'inaugurazione irrompe la polizia, che chiude la galleria per atti osceni in luogo pubblico. Secondo il rapporto di polizia, il nudo così presentato non poteva che far rabbrividire per l'ostentazione e la definizione degli organi sessuali. Senza dubbio l'idea del corpo rispecchia pienamente le idee del futurismo, quindi il dinamismo, come rappresentare il corpo in movimento. Nel 1909 nasce il futurismo.
Con il manifesto scritto da Filippo Tommaso Marinetti, gli artisti del gruppo dichiarano di voler esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. e ancora Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Naturalmente non bisogna pensare all'idea così banale, se vogliamo, di rappresentare il movimento nella sua successione temporale, anche se quest'idea, per esempio, la tenta Balla con la bambina al balcone piuttosto che il cane al guinzaglio. C'è questo progressivo smaterializzarsi della figura, come se fossero sovrapposti diversi fotogrammi uno accanto all'altro, e quindi c'è questo svolgersi di una figura nello spazio e nel tempo. In primavera è andato a dipingere le rose, ma quando è tornato ha srotolato un solo rotolo, una tela, dove c'erano tutte queste zampe del cane al guinzaglio. La mamma, la nonna, anche loro si sono guardate se non era impazzito a quei tempi, una cosa così era eccezionale, le successioni dinamiche del cane al guinzaglio, un passo del cane con la signora che lo tiene al guinzaglio. Nel 1910 i futuristi proclamano Il moto e la luce distruggono la materialità dei corpi. e rivoluzionano così la rappresentazione dell'uomo. Quello dipinto o scolpito dal futurismo non è più il corpo fisico con caratteristiche psichiche che fino a quel momento l'arte ha rappresentato. È fatto di tante piccole macchie colorate che si incontrano e si scontrano fino a formare una figura. Direi che forse chi rappresenta in modo più interessante questo tema è Boccioni nei suoi studi sul dinamismo del corpo umano. Boccioni tenta di vedere lo sviluppo dinamico del corpo all'interno di un ambiente più complesso, cioè non esiste una separazione tra il movimento del corpo e il movimento dell'ambiente intorno. La terra si muove, l'ambiente si muove e così Boccioni cerca di trovare una compenetrazione, questo è proprio un termine boccioniano, tra il movimento dell'universo e il movimento del corpo umano. Frammentando geometricamente i corpi in movimento, i futuristi danno una visione meccanica, mobile, matematica dell'essere umano. Hanno il mito della velocità e dell'energia vitale delle macchine. La macchina rappresenta per loro l'oggetto simbolo fondamentale che l'uomo nuovo deve guardare, amare, imitare. I futuristi arrivano a sentire la macchina come un essere vivente, dotato di personalità. L'uomo, per i futuristi, deve prepararsi per L'imminente e inevitabile identificazione col motore, facilitando e perfezionando uno scambio incessante di intuizione, di ritmo, di istinto e di disciplina metallica. La passione per la macchina dei futuristi si accompagna con un certo disprezzo per le cose viventi, organiche e naturali, e per i suoi derivati come il sentimentalismo o la carnalità. I futuristi hanno una visione rivoluzionaria anche dell'amore e del sesso. Dell'orribile e pesante amore. Come scrive Marinetti nel 1915, e continua: Noi siamo convinti che l'amore, sentimentalismo e lussuria sia la cosa meno naturale del mondo. Non vi è di naturale ed importante che il coito, il quale ha per scopo il futurismo della specie.
1899 la casa editrice Treves pubblica un libro scabroso. È il primo romanzo di un 25enne abruzzese. Il suo nome è Gabriele D'Annunzio. Il titolo del romanzo è Il piacere. Il protagonista, Andrea Sperelli, è un dandy che ai valori morali antepone il narcisismo, il vizio, la lussuria. L'Italia scopre il Novecento. Per alcuni artisti raccontare il corpo significa ribellarsi alla morale della borghesia. Ma questo è un discorso per pochi. Nella retorica comune il corpo rimane un valore antico, intangibile. Il regime fascista cerca la formula della sua idea di rinascita. Nazionale, morale, politica, economica e razziale. E crea i suoi miti. Quello della giovinezza, della forza, dell'azione, della bellezza classica e perfetta, tutti riassunti nel culto del corpo. La nuova razza italiana deve raggiungere perfezione e grandezza e avere corpi sani, scolpiti come le statue greche o romane, pronta a impugnare l'aratro o una mitragliatrice. Le manifestazioni ginniche di massa descrivono l'ordine, la bellezza e la potenza di un corpo collettivo, il corpo dello Stato fascista. L'avvento del fascismo, l'abbandono degli ideali antiborghesi, l'adesione al partito di una parte importante degli intellettuali. Tutto questo contribuisce alla diffusione di un conformismo culturale particolarmente evidente nelle arti visive. Trionfano statue e quadri di corpi monumentali e classicheggianti. Trionfa l'ossessione di rappresentare i simboli della virilità e la figura idealmente atletica del duce. Tra gli anni della Prima Guerra Mondiale e la metà degli anni '20 si assiste ad un fenomeno reazionario definito ritorno all'ordine, una concezione dell'arte fondata su basi di solida plasticità classica ed una visione della realtà formalmente limpida. Il corpo, dopo essere stato scomposto in parti, rielaborato e trasformato in ogni modo dalle avanguardie, torna a ispirarsi alla tradizione antica, alla classicità romana e al primo Rinascimento. Nel 1922 a Milano, per opera della critica e giornalista Margherita Sarfatti, nasce il Movimento Novecento, che sviluppa i principi del ritorno all'ordine. Con la grande mostra di Milano del 1926, inaugurata dal Duce, Novecento diventa movimento di portata nazionale. Vi aderiscono alcuni tra i maggiori artisti del periodo che, con stili eterogenei tra loro, offrono una rappresentazione del corpo affine alla retorica fascista. Il fascismo, tuttavia, non scelse mai una sua tendenza, perché Mussolini, molto astutamente, preferì non legare il proprio nome, la propria ideologia a una corrente artistica, per impedire che poi tutti gli altri artisti che non aderivano a quella corrente diventassero antifascisti. Quindi lui, diede spazio ai vari movimenti che si verificarono, post-impressionisti, eccetera. Ma il Novecento fu quello che interpretò più da vicino lo spirito del fascismo. I grandi corpi eroici di Sironi sono quelli di uomini al lavoro, come nella possente figura del costruttore, e sono anche l'incarnazione della famiglia che deve essere solida, così come i corpi dei suoi componenti, perché pilastro della società fascista. Nello stesso tempo, Sironi ci lascia anche una visione più intimista della figura umana e del corpo. Anche la plasticità arcaica delle opere di Arturo Martini incarna i precetti di Novecento.
Nella grande scultura Le Stelle, le due solide donne realizzate in terracotta scrutano il cielo, ricordano i sarcofagi etruschi e le loro figure giacenti. Mentre nel Bevitore la linea scultorea si sfrangia, diventa mossa e sia la lavorazione in pietra sia la posizione inginocchiata richiamano le figure ricoperte dalla lava che Martini aveva visto a Pompei. Carlo Carrà è un altro dei protagonisti del gruppo Novecento. Le grandi figure realizzate da Carrà nei cartoni preparatori per gli affreschi destinati al Palazzo di Giustizia di Milano riempiono saldamente lo spazio che le circonda. Sono figure dal forte sapore antico, rinascimentale, che ricordano Masaccio. Il nudo costa a Carrà l'accusa di sconvenienza. Dal 1940 al 42 le figure dipinte sulle pareti del palazzo sono coperte con pesanti teli scuri. Una strada diversa prende, dopo la tragica esperienza della guerra, quello che diventerà il secondo futurismo. L'uomo che cavalca il progresso per fondersi con la macchina e che esalta l'esperienza bellica muore con la fase eroica del futurismo. Il cosiddetto secondo futurismo si sviluppa principalmente negli anni '20. I protagonisti sono Giacomo Balla, Fortunato De Pero e Enrico Prampolini. Il mito della modernità trova ora concretizzazione nella rappresentazione dell'uomo macchina, dell'automa, del robot ante litteram. Sono gli anni in cui nelle tele di De Pero si agitano gli uomini tubiformi, fatti di forme geometriche come il cono, il cilindro, la palla, che diventano un leitmotiv di tutta la sua opera. L'automa serve per drammatizzare il palcoscenico, Scrive De Pero nel 1927. per sdoppiare, moltiplicare un personaggio nelle sue varie dimensioni. Sul manifesto dell'arte meccanica, firmato anche da Prampolini, si legge: Sentiamo meccanicamente, ci sentiamo costruiti in acciaio, anche noi macchine, anche noi meccanizzati. Dalla macchina e nella macchina si svolge oggi tutto il dramma umano. Tra i futuristi della vecchia guardia, Carlo Carrà accoglie le suggestioni di un altro artista, Giorgio De Chirico, e lascia il futurismo per la pittura metafisica. L'uomo, il corpo, nelle opere degli artisti metafisici è molto lontano dal dinamismo futurista. È senza vita, immobile. Gli unici personaggi che si vedono nelle opere metafisiche di Giorgio De Chirico, fondatore e protagonista del movimento, sono manichini solitari, statue, teste senza volto, che si stagliano nell'immobilità delle piazze. Una parte del paese rifugge la morale fascista, cittadini comuni, intellettuali e artisti che alla luce del sole o nell'ombra pensano con libertà, guardano alla cultura europea, rifiutano le false sicurezze imposte dal regime e vedono chiaramente i conflitti che animano le coscienze degli italiani. Cultura e politica, un connubio che durante il fascismo diventa cruciale. Nel manifesto degli intellettuali del fascismo, scritto dal filosofo Giovanni Gentile nel 1925, si legge che il fascismo intende la patria come una scuola di subordinazione di ciò che è particolare e inferiore a ciò che è universale e immortale. Il cittadino deve darsi totalmente allo Stato fascista, che è organizzatore di tutte le attività individuali, nel loro ordine organico e concreto.
Il governo fascista vuole un'arte di Stato a carattere epico e popolare, con fini sociali ed educativi. Il fascismo censura il disagio emotivo, l'inquietudine, il conflitto interiore. Il corpo nudo, se magnifica lo Stato italiano, è invece accettato come mezzo per simboleggiare la forza e la purezza dello Stato fascista. Tra gli anni 20 e gli anni 40 del Novecento sono molti gli artisti che esprimono il proprio disagio interiore attraverso il corpo. Un corpo diverso che non comunica né ordine, né sicurezza, né l'infallibile certezza delle vittorie della patria fascista. È il caso della scuola romana, i cui corpi sono il frutto di una visionarietà espressionista dai toni caldi, selvaggia, disordinata e violenta. Ma è anche il caso degli artisti del movimento corrente, che si oppongono al neoclassicismo novecentesco per ritrovare la libertà di espressione. E poi ancora di Carol Rama, una delle più rivoluzionarie artiste dell'arte italiana del XX secolo. Sin dall'inizio, gli artisti della scuola romana che si incontrano nello studio di via Cavour, tra cui Scipione, Mario Maffai e Antonietta Raphael, non sembrano uniti da vere direttive programmatiche, ma piuttosto da amicizia e da sintonia di intenti culturali. Si oppongono violentemente al ritorno all'ordine e al rigore formale di Novecento. Alla pittura solida, ordinata e compatta del ventennio rispondono con una pittura calda che guarda all'espressionismo europeo. Il rigore lascia il posto a realtà intime e dimesse, a sguardi carichi di inquietudine. I corpi dipinti da Maffai sono scomposti, tormentati, deformati dalla sofferenza e dal piacere. Le opere di Scipioni sono caratterizzate da grande energia e nervosità, espressa con l'uso di colori accesi e di uno stile fantastico e visionario. Le sculture di Antonietta Raphael hanno influenze primitive che danno più concretezza ai corpi, che in opere quali Le Tre Sorelle mantengono comunque una forte sensualità. Carol Rama introduce il tema dell'intimità, rivela i segreti di un mondo domestico e privato, in apparenza poco interessante, una ricerca ancora oggi molto attuale. Molta felicità è arrivata anche dal mio lavoro, perché io credevo di essere intanto dipingere per me, facevo queste cose perché mi davano un certo capogiro, le mie amiche erano per me un modello, se erano più belle o più graziose di me, un modello per il mio lavoro. Il suo lavoro si incentra sulla fisicità e sul corpo. Corpi femminili troncati, dentiere, letti, sedie a rotelle, animali, scarpe sono i soggetti dei primi acquerelli, realizzati tra il 1936 e il 1946. Opere talmente fuori dagli schemi da risultare inaccettabili, tanto che la sua prima personale nel 1945 fu bloccata e le opere sequestrate. Io ricordo mio padre che quando si faceva la barba, in bagno c'era una specie di cosa lunghissima che lui col rasoio faceva andare su e giù facendo un rumore che io interpretavo come male rivolto al mondo.
Negli anni 70 Carorama realizza la serie Le Gomme, camere d'aria che ricordano la fabbrica di biciclette del padre, imprenditore morto suicida. Queste gomme, spesso usurate e rattoppate, diventano una superficie viva, simile alla pelle umana. Il grande riconoscimento pubblico per quest'artista outsider arriva soltanto nel 2003, quando le viene conferito il Leone d'Oro alla carriera in occasione della 50ª Biennale di Venezia. Nel 1953 meno di un'italiana su 10 usa il rossetto e lo shampoo nessuna sa cosa sia. Ma di lì a poco sbarcano in Italia i prodotti cosmetici delle grandi multinazionali americane. Poi arrivano i moderni saloni di bellezza e dal 3 gennaio del 1957 le pubblicità televisive di Carosello fanno il resto. Il modello americano irrompe nel bel paese. La donna tenta di abbandonare il tradizionale ruolo di massaia, totalmente dedita alla cucina e ai figli, e si trasforma in moderna casalinga. Attenta anche alla sua immagine. Le donne iniziano ad acquistare sempre più prodotti di bellezza, profumi e vestiti. Telefono di Annabella, buongiorno. Le riviste femminili sono una fra le principali fabbriche dell'immaginario delle donne italiane del dopoguerra. Insieme al cinema e prima della televisione sono il grande veicolo di propagazione del consumo di massa. Le lettrici tipo sono di ceto medio e medio-basso, commesse, dattilografe, sarte, studentesse, operaie, contadine, ma non mancano le altoborghesi. Sulle riviste femminili spopolano le rubriche che spiegano alle donne come essere più femminili e come aver cura del proprio corpo. Il corpo è di nuovo la più potente delle metafore ideologiche. Si comincia a prenderne coscienza, si comincia a parlare di rivoluzione sessuale. Piero Manzoni trasforma le sue modelle in sculture viventi, firma i loro corpi e li trasforma in opere d'arte, ironizzando sulla mercificazione del corpo e su quella del sistema dell'arte. Piero Manzoni ha vissuto nel mondo dell'arte per pochissimi anni, ma quegli anni sono stati, direi, degli anni dirompenti. Manzoni, pur di segnalare l'importanza dell'artista rispetto all'opera, l'importanza dell'artista che segnala un oggetto, lo sottrae al contesto e lo dichiara opera d'arte, ecco che quindi l'artista diventa demiurgo. Quando appare l'opera di Manzoni con la sua ricerca di abbandonare anche lui le dimensioni canoniche dell'arte, attraverso quindi il fiato d'artista, la merda d'artista, attraverso espressioni corporee fisiche ma che vengono elevate a espressioni artistiche, Manzoni sfonda i confini dell'opera d'arte in senso limitativo, costruttivo e dimensionale. Venendo anche lui dal dadaismo, Manzoni, ma in maniera più beffarda e nichilista, arriva a sacralizzare il corpo dell'artista attraverso le feci, scatolandole, quindi nascondendole e però rendendole, come dire, seriali. Alla fine degli anni 50 in Inghilterra ed in America si afferma la pop art, abbreviazione di popular art, cioè arte popolare, di massa. La pop art racconta i banali oggetti quotidiani, i prodotti e l'immaginario industriale.
le logiche della pubblicità, la standardizzazione della vita quotidiana consumistica dove tutto diventa oggetto di consumo, anche il corpo. Anche in Italia, come in molti altri paesi, nei primi anni 60 l'influenza della pop art d'oltreoceano è molto forte. Molti degli artisti che in quegli anni vengono collegati alla pop art vivono a Roma e alcuni fanno parte del gruppo chiamato Scuola Romana di Piazza del Popolo. Sviluppano una ricerca ispirata alle novità sociali e materiali introdotte nella quotidianità dal boom economico. Per alcuni di loro anche il corpo umano è stereotipato, serializzato e commercializzato. A metà degli anni 60 nasce infatti la cosiddetta arte ambientale. Sono le installazioni che nei decenni successivi aprono la strada all'arte performativa. Gli anni 70 sono anni che promettono libertà nella sfera politica, nella sfera pubblica e in quella privata, ma il corpo rimane ancora un soggetto scabroso. Un caso per tutti, nel dicembre del 1972 esce nelle sale italiane Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. Il film viene sequestrato per le sue scene di nudo e di sesso. Ma chi può decidere cosa è arte e cosa non lo è? Il corpo per gli italiani nel secondo dopoguerra è un'ideologia, un simbolo di libertà, un modo per affermare la propria individualità e una lunga storia di censure. Negli anni 70 la censura è ancora all'ordine del giorno. Film vietati, ritirati, giornali sequestrati, donne insultate se indossano i jeans, coppie arrestate. Negli anni 70 il corpo diventa vero e proprio linguaggio artistico. Il corpo diventa l'opera, anche se in realtà lo è sempre stato. Attraverso l'esperienza performativa, gli artisti usano il corpo come materia espressiva. Con il diffondersi della performance a partire dalla fine degli anni 60, le esperienze artistiche non sono più basate sull'oggetto opera, ma sull'azione. Queste cosiddette performance sono spesso documentate attraverso il video, ancora in fase di sperimentazione, e la fotografia. Nel 1970 Giuseppe Penone realizza un video, Rovesciare i propri occhi, in cui l'artista indossa delle lenti a contatto specchianti in modo che tutto il mondo esterno venga riflesso nei suoi occhi. L'evoluzione del lavoro di Penone lo porta a cercare nella natura, in particolare nei processi di crescita degli alberi, le energie vitali. Nel suo lavoro l'uomo non è separato dalla natura e può intervenire nella sua evoluzione. La natura è a sua volta umanizzata, ha un corpo con caratteristiche simili a quello dell'uomo. Il mio è un lavoro di scultura. Ho cercato di fare un lavoro basato sul materiale, sulla natura della materia, pensando alle caratteristiche per esempio della creta, che è un materiale fluido nel quale lo scultore lascia delle impronte per produrre la sua scultura. Una realtà che poteva avere caratteristiche analoghe era l'albero, che appare come un elemento solido, ma nel tempo si comporta come un fluido. Infatti, se c'è una pietra, se c'è un oggetto vicino, lo ingloba nella sua crescita.
quindi ho esemplificato quest'idea con una serie di lavori, tra i quali forse il più significativo è una mano di acciaio o di bronzo che trattiene la crescita dell'albero. Nel tempo rimane all'interno del legno l'impronta della mano, che per noi ha un significato chiaramente molto forte. La mano è la parte del nostro corpo che prende le cose ed è anche la parte del nostro corpo che si adatta alla forma delle cose. Ovviamente questo tipo di idea presuppone uno sviluppo nel tempo e quindi c'è l'elemento del tempo che entra a far parte, una parte essenziale del lavoro, dell'opera. La pelle è la parte che ci separa dal mondo esterno, identifica il corpo e lo definisce. Possiamo dire che la conoscenza dell'universo ce l'abbiamo attraverso la pelle più che attraverso gli occhi. Con gli occhi uno può vedere molto lontano, ma può essere illusoria, può essere non vera. Invece la definizione della realtà in un modo più oggettivo la si fa attraverso il tatto, quindi attraverso la pelle. L'associazione della pelle con la scorza degli alberi è evidente, anche quella è una superficie che definisce un essere che ha delle caratteristiche simili a quelle della pelle. Sempre sullo stesso tipo di riflessione era un'altra idea di scultura, un cumulo di foglie di bosso, quindi foglie molto piccole, nel quale io mi adagiavo e poi respiravo. Respirando, la pressione del respiro produceva un vuoto e poi alzandomi dal mucchio di foglie rimaneva l'impronta del corpo e l'impronta del respiro. Non si pensa che il respiro abbia un peso normalmente, in quel caso c'era il peso del respiro e il peso del corpo. La mia intenzione era sempre una preoccupazione di scultura, era l'idea di definire il volume del corpo e ho pensato che si poteva definire chiudendo gli occhi, pensavo al corpo come un volume di scultura. Ho pensato di interrompere il flusso di immagini all'occhio ponendo sull'occhio una lente a contatto specchiante che quindi rifletteva immediatamente le immagini che avrei dovuto vedere. In ogni caso il lavoro di un artista è un lavoro di immagini che l'artista assorbe, vede e poi ritrasmette con l'opera. In quel caso la trasmissione era immediata. Francesco Clemente è un artista poliedrico e polimaterico. Negli anni 60, giovanissimo, da Napoli si trasferisce a Roma. Qui incontra Alighiero Boetti, Luigi Ontani e Cy Twombly, artisti con i quali ha un dialogo intenso e importante per la definizione della sua arte. Sono gli anni in cui nasce l'arte performativa, di cui Clemente condivide gli intenti. Il corpo e la sua esperienza sono temi centrali nella sua ricerca. Strumento chiave di questo processo conoscitivo è l'uso dell'autoritratto, elemento costante in tutta la sua poetica.
Il corpo nel mio lavoro è il confine tra il mondo interiore e il mondo esteriore e quindi in una strategia di spiritualizzazione del materiale, di materializzazione dello spirituale, il corpo è il luogo di transito e i sensi sono i varchi attraverso cui il mondo esterno contamina e penetra quello interno e il mondo interno trabocca in quello esterno. In tutte le tradizioni contemplative una delle metafore del cammino spirituale, una delle metafore più favorite in tutto il mondo è la sessualità. Forse perché queste due funzioni della nostra esperienza, quella della vita sessuale e quella della vita spirituale, sono le uniche due che sono sempre aperte, non finiscono mai, non si chiudono mai, hanno un'infinita variabilità e anche promettono una riunione con una certa armonia. La promettono, non è detto che si debba ottenere però. Vengo da un periodo e una generazione molto iconoclasta e che ha voluto mettere in discussione tutti quelli che erano i contesti possibili per creare qualcosa. Ma io avevo voglia di fare qualcosa, non avevo solo voglia di vuoto e quindi ho dovuto cercare le ragioni per fare qualcosa ed anche una radice obiettiva da cui partire. E il corpo mi sembrava questa radice obiettiva, nessuno può negare che ne abbia uno, nessuno può negare che abbia un'immagine del mio corpo e sembrava un possibile terreno di comunicazione con gli altri. L'autoritratto è una costante in tutto il mio lavoro dall'inizio, è ancora ovviamente fortemente presente. È una riflessione su forse l'aspetto fondamentale della nostra esperienza che è la continuità della discontinuità. Continuo a fare autoritratti non perché voglio confermare la mia identità, ma perché la voglio mettere in discussione, non perché voglio celebrare la continuità di Francesco, ma perché voglio abbracciare la fragilità di Francesco e la transitorietà di Francesco. Luigi Ontani è un artista che ha incentrato tutta la sua opera sulla sua persona. Dagli anni 60 ricorre al proprio corpo e al proprio volto per impersonificare con compiacimento temi storici, mitologici, letterari, popolari e provenienti da culture lontane. Innesca elaborati tableau vivant dove il suo narcisismo è portato all'estremo. A volte esibizionista e provocatorio, nel corso della sua lunga attività Ontani ha espresso creatività e poesia con molte tecniche diverse, dal collage all'acquarello, dalla fotografia ai primi video Super 8 in bianco e nero, e ancora sculture in vetro, cartapesta e ceramica. Sono le scarpette di ceramica che hanno il volto delle tre età e che sono le scarpe abbottonate che io porto di qua e di là. Intitolai oggetti pleonastici proprio perché erano delle
dei miei desideri, delle mie voglie creative, di riuscire a fare dei corpi d'arte che non fossero né scultura né pittura né design, e che comunque si prestassero una dimensione ludica che contemplava il mio corpo, nel senso che anch'io fatto di carne, di ossa e anche di anima. È lo spazio della mia fantasia, del mio pensiero, che trovo conferma e esemplarità proprio nella fotografia, ma la fotografia come fosse un quadro non quadro, dove il mio corpo viene trattato come un simulacro. Ho considerato la fotografia come fosse una pittura di luce, com'è, quindi facendo sia degli autoscatti e soprattutto facendo, come dire, il punto di vista della regia dell'immagine fotografica, quando si tratta di immagini che poi rappresentano e danno respiro alla mia storia. I video si basavano su una convinzione ludica e giocosa, con delle metafore anche di ripetizione e di improvvisazione. La rappresentazione è quella della tentazione della vita, non del copione o dell'azione. Questi video comunque vivevano il tempo anche della propria bobina, non so, del proprio nastro. C'era un elemento narrativo, a volte appunto invece una citazione ripetitiva. In altri casi c'era uno spazio che veniva vissuto come esperienza relativa al sentimento, alla sensibilità dell'arte. Ho sempre pensato che il mio impegno fosse quello di prospettare, proiettare, far respirare una fantasia che è la mia, ma potrebbe essere anche quella degli altri, senza farne una didascalia pseudo-ideologica. Il mio corpo c'è e non c'è, ecco perché mi compiaccio di definirlo simulacro, che non è né acro né dolce, un concetto di apparizione che si avvale di una distrazione e anche di una concentrazione. Non c'era né da attraversare degli specchi né da compiacersi troppo, cioè quello che può essere una mia maniera, una mia indole, un mio carattere, una personalità pososa. Io la esaspero, l'alimento, la nutro, la faccio respirare proprio attraverso l'alibi dell'arte, il corpo, giocato come sostegno dell'arte fra l'arte e la vita e l'arte. Se l'arte è ancora un pensiero, un percorso libertario, l'eros anche. Cioè l'eros, per quanto sia condizionato dalla strutturazione sociale, comunque rimane un elemento di avventura per tutti, non solo perché io, respiro il credito dell'arte. Quindi ho giocato su questi sentieri che si mescolano fra eros e arte. La body art, in inglese arte del corpo, è una tendenza che nasce negli anni 60 e si diffonde nel contesto delle diverse esperienze di performance artistiche. Negli anni 70 questa espressione entra nel linguaggio critico per indicare tutto quel complesso di esperienze che fanno costante riferimento al corpo umano, visto sia come soggetto che si muove nello spazio, sia come oggetto sul quale compiere azioni. Franco B. mette in scena la complessità umana attraverso azioni autodistruttive. Utilizza il proprio corpo come mezzo espressivo assoluto, come incarnazione delle proprie ossessioni. Abbandona ogni convenzione sociale ed ogni pudore e si sottopone a lunghe performance durante le quali ritualizza la violenza sul proprio corpo. Negli ultimi anni ha aggiunto alla sua ricerca altre forme espressive: la fotografia, il video, la pittura, la scultura e l'installazione.
capire body art, intesa come arte e movimento, è una cosa. Io dico che siamo tutti body artist. Se sei vivo, sei un body artist. Ti devi guardare il corpo, te lo devi curare. Usi il corpo come tela, usi il corpo come materiale per esprimerti, allora lo facciamo tutti. Secondo me l'arte, full stop, è importante nella società ed è sempre stata. Io non dico che body art è più importante di un'altra forma di linguaggio, ma essenzialmente penso che tutto il linguaggio artistico alla fine arriva al corpo. Tanto di questo lavoro ha referenze con cose che sono successe. Cos'è successo ora? Abbiamo le guerre in TV, vediamo corpi spacellati che non sembrano veri, ma sono veri. Allora la body art c'è sempre stata. Non era più necessario di far vedere il sangue. Quando davvero abbiamo cominciato a vedere a prime time, alle 7 di sera, alle 8 di sera, mentre mangiamo, corpi veri. Allora a un certo punto dici, questo lavoro non è più necessario. Gli artisti hanno saputo intuire, leggere, indagare e sperimentare il presente e il futuro dell'Italia unita, della sua cultura, della sua identità. Niente meglio dello sguardo dell'arte può aiutarci a capire 150 anni in cui gli italiani hanno sentito l'amore, vissuto il corpo, scoperto, occultato e riscoperto il sesso.